Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 6 marzo e quali influssi questi nati ricevono dalle costellazioni nel giorno della loro nascita. Prima però di addentrarci in questo approfondimento vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questi nati appartengono al dominio mensile Ariete, che attribuisce loro alcune caratteristiche tipiche, molto particolari e molto attive, rende infatti questi nati dinamici ed è comunque associata anche alla stella Capo Cancro per questo giorno, vale a dire che è la prima costellazione attraversata dalla Luna nell'arco della giornata del 6 marzo e che dunque crea un curioso connubio insieme proprio con la costellazione Ariete, in quanto tanto è dinamica una, tanto è pigra l'altra, ferma. E questo connubio così particolare che si ripercuote poi a 360 gradi su ogni ambito della loro esistenza, crea delle strane dinamiche, vale a dire che sono alternativamente attivi e statici, coraggiosi, timorosi. Cioè uno è il loro opposto e non si capirà sempre bene con quale aspetto di questi nati si avrà a che fare, proprio perché entrano ovviamente in gioco in modo alterno e a volte anche nel giro di poco possono cambiare umore, passare da un grande ottimismo a un grande pessimismo e così via. Dunque, in questa grande confusione, che comunque purtroppo loro vivono e subiscono, ma che non dipende totalmente da loro, piuttosto da questo influsso che ricevono al momento della loro nascita, individuiamo comunque anche altre caratteristiche. La loro fortuna sarà media, o comunque favorevole, il fisico resistente, però come punto debole lo stomaco. Dunque è qualcosa che dovranno controllare poi per tutta la loro vita e che risulterà essere il loro punto di vulnerabilità. Possono essere tanto irritabili quanto docili, insomma tutto è l'opposto di tutto, perciò sono una continua sorpresa questi nati. C'è una cosa da segnalare che è assolutamente importante per questi nati: non firmate niente per nessuno e non prendete nemmeno impegni voi a lungo termine, perché purtroppo le costellazioni hanno un carattere di incostanza talmente tale da mettere in serie difficoltà nei momenti magari meno opportuni. La fortuna è veramente altalenante. Si passa infatti da costellazioni molto positive a costellazioni che avversano anche abbastanza pesantemente, dunque è possibile che in alcune circostanze, dovendo o mettendosi come garanti di altri, si venga poi delusi e ci si trovi a pagare appunto per altri, il che è assolutamente da scongiurare. Dunque meglio non solo periodicamente questo, è meglio proprio non farlo mai. La stessa cosa dicasi per il commercio, non è un'attività favorita per questi nati che qualora dovessero provare ad aprire un'attività potrebbero trovarsi poi seriamente indebitati, dunque anche questo è sconsigliato. Qualsiasi altra attività di lavoro dipendente, in qualsiasi ambito o settore che poi è stabilito dal dominatore del giorno di nascita e il dominatore dell'ora di nascita, è sicuramente da suggerire, in quanto in questi ambiti e settori non avranno problemi di sorta. Direi che dal punto di vista degli studi, di quello che possono essere gli ambiti preferiti per questi soggetti che sono in grado di
esplorare e sondare molte sfumature del piano emotivo ed emozionale e anche unire in un curioso connubio il trasporto, la voglia di lottare anche anche per gli altri, anche per il benessere delle persone che hanno intorno, alle questioni familiari. Dunque è possibile che questi nati possano occuparsi nella vita anche di diciamo associazioni o comunque rami del sociale che prevedano appunto l'ambito familiare come punto cardinale, no? Del loro intervento. Bene, detto questo, vi ricordo che per le eventuali personalizzazioni, vale a dire per approfondire l'oroscopo vostro personale, non avrete che da contattarmi, io sono a disposizione e potremo appunto valutare questa indagine insieme. Per quanto riguarda i nostri appuntamenti, noi ci troviamo domani per i nati del 7 marzo. Grazie a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Buon proseguimento.